Buonasera raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Allora, devo spiegare un po' di cose. Allora, la prima, il discorso webcam. In camera mia ho un problema che ho praticamente come luce ho il neon proprio davanti, dietro il monitor e davanti a me. Quindi se metto la webcam a colori e davanti praticamente non si vede un cazzo perché con la luce del neon se a colori è tutto sfocato e bruttissimo e comunque e se la metto proprio davanti il viso è troppo illuminato e non vedi niente. Allora per questo devo tenere un po' angolata che poi comunque non ho tanto spazio quindi il cavo non ci arriva perché è un po' un casino e è in bianco e nero. Poi, ok, sistemato il discorso webcam, adesso ci sto lavorando anche per Call of Duty e per altri giochi. Altra cosa, qua siamo su Daily, questo è il nuovo canale per WWE e GTA, quindi a breve, appena ho un po' di tempo, che sto periodo veramente sono preso con le bombe, nel senso, tra le feste, mangiare e lavoro, e tutto il resto, quindi amici così, ho poco tempo di giocare e tutto quanto, però in questo canale presto la continuazione di WWE e GTA. Poi, altra cosa, Pro Evolution Soccer 2014. Purtroppo ho scaricato le patch anche con le facce più belle, anche con tutte le squadre. Il gioco proprio mi ha deluso. Io, guarda, veramente, mi dispiace tantissimo. Partiva veramente con tante aspettative, ma mi ha proprio deluso. Quindi, ragazzi, se volete PES, o ricomincio una diventa un mito con PES 2013, o almeno per quest'anno, PES, ciao ciao. Quindi, raga, a voi la decisione. O PES 13 e magari tentiamo un'altra diventa un mito. O aspettiamo il prossimo Pro Evolution. Perché proprio mi ha deluso sotto tantissimi punti di vista. E poi che altro, ragazzi? Sì, allora adesso la serie era con FIFA. Adesso continuo chiaramente con il Borussia Dortmund e vediamo quanto fare. Però col fatto che ci sono anche i mondiali e tanti giochi, per dire posso anche fare una o due stagioni e basta, non per forza devo fare 15 stagioni, perché chiaramente non ce la faccio con i tempi. Quindi vediamo quante stagioni fare. Stessa cosa per NBA, che voglio arrivare per le finali NBA già con almeno una stagione fatta, perché chiaramente, ecco, anche su un gioco come NBA 2K14, non puoi fare 5-6 stagioni, perché sono troppe partite, cioè, purtroppo ci sono dei limiti di tempo, cioè comunque ce dovrei fare, ecco, io sarei il primo, mi piacerebbe fare una stagione al mese di NBA, però sono 82 partite più playoff, fai 100 partite, 90 partite di 12 minuti, cioè è impossibile purtroppo. Però quindi ci sarà comunque FIFA sicuramente due stagioni, penso di poterle fare, poi ci sono i mondiali, quindi i mondiali impossibili come gli europei impossibili. E se qualcuno non li ha visti, c'è la playlist su FIFA, se si va giù con i video c'è gli europei impossibili e hanno fatto veramente un bel po' di successo, sono felice. Poi le Olimpiadi, forse il gioco non vedo nessun gioco di soci, quindi le Olimpiadi ce le inventiamo noi. Skin Challenge adesso riprendiamo domani che è il 28, andiamo di gara 5, anzi non neanche gara 5, il parallelo di Natale. E poi tutti gli altri giochi, sempre, adesso anche il Giro del Mondo. Il problema del Giro del Mondo è che quello è un gioco che devo avere voglia di giocare, perché se sono tipo in velocità, un gioco come Fly purtroppo non lo posso fare. Ecco, quindi per adesso ho visto che in questo momento i giochi più richiesti sono Formula 1, che però su Formula 1 devo ragionarci un po' perché per vari motivi dopo aver vinto il mondiale, andare a esperto, onestamente la vero dura non mi sento in grado di fare bei risultati. Però vediamo, decidiamo insieme. Però sono Formula 1, FIFA, NBA. Adesso vediamo COD come va sta serie di pazza. Visto che non ho mai fatto COD, di vedere un po' COD con queste prodezze comendiane. Insomma, un tutorial su come non giocare a COD. E niente ragazzi, ecco, le cose importanti erano la webcam, che ho spiegato un po' i vari motivi del perché il bianco e nero, e poi vabbè il bianco e nero fa anche vintage, quindi io che sono uno che ama l'old style, mi piace. E di PES, quindi queste sono le due cose, dovete decidere voi su PES se fare un PES 2013 e ancora quindi di nuovo con uno diventa un mito, o se invece aspettare il 15 e vaffanculo. Ok raga, un saluto dal Comendone Veneziano, ricordo che questo è il nuovo canale del Comendone per i video di WWE e GTA, quindi se volete seguire quei due giochi là dovete iscrivervi al canale Daily Comendone Veneziano, the best vaneggiatore in the world. Va bene, ragazzi, lasciamo perdere, va che le feste mi hanno incoglionito più del dovuto, ho mangiato come un
rinoceronte obeso. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.